Polisportiva Codrongianos che quest'anno può contare, anche quest'anno, mi correggo, può contare sull'apporto dell'amministrazione comunale. Ne possiamo parlare, scambiare due parole con l'assessore ai lavori pubblici Canu e sentiamo un po' dalla sua viva voce. Allora, è stata una grande felicità per noi lavorare fianco a fianco con queste persone, perché davvero hanno fatto un grande lavoro perché hanno incontrato grosse difficoltà all'inizio e grazie a loro siamo riusciti a portare a termine questo progetto della squadra a Codrongianos. Oggi è difficile portare avanti questi discorsi perché i soldi sono pochi, ci sono un sacco di problematiche. È grande la nostra felicità come amministrazione perché se il nome di Codrongianos oggi è nel panorama calcistico isolano lo dobbiamo al presidente Stefano Burresi e a tutti gli altri amministratori della squadra del Codrongianos. Sì. Codrongianos che può disputare il campionato in un campo ormai rinomato nel panorama della provincia di Sassari, un campo particolarmente all'avanguardia, sostenuto appunto anche dall'amministrazione comunale. Sì, oggi questo campo per me, per l'amministrazione, è il fiore all'occhiello di Codrongianos. Stiamo parlando di un paesino di 1400 anime e quindi avere una struttura del genere è importante anche per richiamare altre squadre per poter giocare all'interno di questo campo. Ecco, nonostante le difficoltà economiche che si incontrano nel dover disputare un campionato di livello come quello di promozione, è ovvio che ci si affaccia a sostenere dei costi particolarmente gravosi e un'opportunità per rimpinguare le casse, appunto quello di sfruttare il campo, cioè far partecipare altre società, altri sodalizi, e credo che questo si stia facendo anche qui a Codrongiano. Sì, ma infatti questo lavoro l'abbiamo portato avanti da quando questa struttura è nata. Ha giocato qui la Torres e altre squadre blasonate e siamo andati avanti con questa politica e continueremo a farlo, tenendo sempre aperta la struttura per i nostri concittadini affinché i bambini e tutto il resto possa funzionare al meglio. Ecco. L'amministrazione comunale, che è anche di recente sottoposta alle polemiche, insomma poi chiarite, è comunque vicina alla squadra del Codrongianos. Faccio una domanda un po' cattiva: cosa può fare di più l'amministrazione per stare ancora più vicino al Codrongianos? Guardi, oggi noi abbiamo fatto tutto il possibile, ma ci impegneremo a fare sempre di più. Questo perché teniamo alla squadra e teniamo al nome di Codrongianos e alla maglia, soprattutto perché vogliamo che Codrongianos continui a giocare. Non c'è altro da dire, l'amministrazione si sta impegnando, continuerà a farlo e questo è un giuramento fatto sul campo proprio. Ancora sul campo del Codrongianos o di Codrongianos, dove la squadra della Polisportiva Codrongianos disputa il campionato di promozione Girone B con una dirigente, sottolineo una dirigente perché è una figura femminile, una donna tenace e caparbia che si propone quest'anno nella stagione del 2014-2015 a tirare le redini di una squadra tutta maschile, una dirigenza tutta maschile. Sentiamo un po' le prime impressioni all'inizio del campionato dalle viva voce di Stefania Burresi. Buonasera, prima di tutto è una nuova esperienza per me qua a Codrongianos, perché io poi essendo di Oscheri tante volte sono stata nel calcio, sì. Come sempre ho seguito la squadra per tanti anni a Codrongianos, però insomma poi non in prima persona, sempre dietro le quinte diciamo, e quindi quest'anno mi sono voluta mettere in gioco anche perché avevamo grosse difficoltà a iscrivere la squadra e a recuperare i giocatori, diciamo, con l'aiuto di Daniele Fois, il nostro allenatore, che ci ha dato una grande mano. Niente, abbiamo cercato di fare un po' il possibile. Parlavamo con l'assessore ai lavori pubblici dell'opportunità che offre il campo di Codrongianos ad ospitare altre compagini, un'opportunità anche questa. Certo, ci sono state tante proposte, diciamo, però poi poche sono andate in porto, anche perché insomma tenere un campo aperto
pagare tante cose, cercare di... Il comune ci è venuto incontro, però ci sono tante spese per tenere un campo così. Codrongianos è molto piccolo, quindi anche diciamo, i tifosi hanno risposto, la comunità sta cercando di rispondere anche con delle offerte. Parliamoci chiaro, perché è quello lì che poi ci sta tenendo in piedi. Vediamo. Torniamo al calcio, la materia che ormai la investe direttamente. Quali le emozioni, quali le sensazioni prima dell'inizio del campionato? Emozioni e sensazioni tante, però dai, cercheremo di fare un buon campionato. Io spero di raggiungere molto presto la salvezza, quello è quello. Il mio obiettivo è stato quello lì, poi io il mio campionato l'ho già vinto con l'iscrizione. Niente, sarà una stagione difficile perché comunque ripartiamo da zero. Purtroppo l'internatura dell'anno scorso non è rimasta, sono rimasti 2 o 3 giocatori, quindi siamo dovuti per forza ripartire da zero. Ripartire da zero in questa categoria vuol dire tanto. Un Codrongianos che si affaccia alla stagione in maniera un interlocutore. Quindi ci vuole pazienza, dobbiamo lavorare, lo sapevo dal primo giorno comunque che sono venuto a Codrongianos e abbiamo dei giovani interessanti, secondo me è un gruppo che si sta formando bene e possiamo secondo me toglierci delle buone soddisfazioni col tempo, diciamo, lavorando. Io penso che il lavoro paghi sempre comunque alla fine. Ecco mister, il Codrongianos può puntare sui giovani in questa stagione, almeno individuarne 2 per valorizzarli e lanciarli poi nel proseguo? Ma io non faccio mai delle individualità, diciamo, ma parlo del gruppo. Secondo me c'è un gruppo che si sta formando, è un gruppo che comunque ha carattere e vuol far bene. Abbiamo dei giovani interessanti, la verità, faccio dei nomi, c'è Bazzoni, c'è Muresu, c'è Pedoni, ci sono ragazzi comunque, Pitalis, sono dei giovani comunque promettenti ma non solo loro, ripeto, tutto il gruppo perché è molto giovane, abbiamo 2 o 3 ragazzi esperti e quindi sono pochi quelli esperti, sono molti giovani, però ripeto, con i giovani si può lavorare comunque se hanno voglia e determinazione, questo sicuramente. Ecco, ad un occhio attento come il suo mister non possiamo esimerci dal chiedere quali saranno le squadre che tracceranno un po' la rotta in questo campionato e quali sorprese e da chi aspettarcele. Ma è presto sicuramente per individuare le battistrade, diciamo, in questo campionato. Sicuramente guardando le rose parlo di Tempio, Ilva Maddalena, Usinese, Tonara, sono squadre secondo me attrezzate per fare il salto di categoria sicuramente come rosa. Poi il campionato comunque è lungo e ci sono tante purtroppo buche e quindi è un casino, è un bel problema. Secondo me sarà equilibrato come l'anno scorso, vedo molte squadre diciamo competitive sullo stesso livello, come l'anno scorso secondo me alle ultime 5-6 partite poi verrà fuori, come è stato poi col Calcesaldo Ghilarza e il Ploaghe, verranno fuori le 3-4 squadre che poi si giocheranno il campionato e i playoff.